ma dove che siamo? Qua siamo a Venezia, all'isola del Tronchetto. E qua parte la nostra ciclovia delle isole di Venezia. Ma questa è una nave? Appunto, adesso noi andremo con il ferry boat all'isola del Lido, poi all'isola di Pellestrina, l'oasi naturale di Caromano e per finire Chioggia. Ascolta me, Dobbiamo salire sulla nave, bicicletta nave. Come si usa a sentirmi mia massa bene? Allora, sai cosa fai? Tu sali sulla nave, però resti in bicicletta, capito? Così passa. Siamo sicuri che passa? Proviamo, dai. Dai, ma mi vado a mano. Dai. Il piacere di andare in bicicletta è uno di quei piaceri di una volta che hanno il diritto di ritornare perché insostituibili. Dalla sedia della bicicletta vediamo il mondo in modo diverso, lo cogliamo in un certo senso dall'alto. Iodio, sole e mare per la pedalata lungo la ciclovia delle isole di Venezia. Facciamo rotta sul Lido, l'isola d'oro, delle star del cinema, del Liberty. Fascino ed aristocrazia in un lento fluido. La traversata lungo il canale della Giudecca, davanti agli occhi la maestosità delicata di una signora unica al mondo. Venezia, un incanto che fa svenire. Che spettacolo, Hai visto? Venezia Non stai Venezia. neanche tanto male, il mal di mare. No, infatti con un po' di aria, ma però a parte, scusa, il ferry, quando sei che sappiamo la bicicletta da noi? Adesso noi ci trasferiamo al Lido, all'isola del Lido, sbarcheremo, prendiamo il nostro tandem e la proseguiamo per la ciclovia lungo tutto quanto l'isola del Lido fino all'isola di Pellestrina e poi via. Basta barca però? No, perché faremo degli altri passaggi. Tutto sto movimento qua mi fa male, ma devi... Ma sì, io sbiancare? Cioè, mettete qua, dai, mettete tranquillo, dai. Butta su. Manca l'aria. Mal di mare. Ma pensavi tanto 20 prima, eh? Tocchiamo terra, siamo al Lido, la chiesa di San Nicoletto ad un passo dalle bocche di porto. Questo qui è il primo porto della Sardegna, come lei vede, all'imboccatura proprio, lì c'è il forte famoso del San Michele,
dal quale fu sparata l'ultima cannonata contro un brigantino francese che entrava e il colpo andò a segno e abbatté uno degli alberi del brigantino. Ma comunque questo è un ambito storico perché il primo porto, grande porto della Repubblica Serenissima, il porto di San Nicolò, è il sito nel quale ogni anno viene celebrato il giorno della Sensa, lo sposalizio di Venezia sul mare. Di fronte a questo specchio d'acqua c'è la chiesa di San Nicolò e c'è il campanile di San Nicolò con delle campane nuove, ma le vecchie che caddero al suolo a seguito del crollo del primo campanile. Queste campane però hanno un ruolo storico molto importante perché annunciarono ai veneziani e al mondo la vittoria di Venezia, della Sacra Flotta, contro i turchi nel 1571 a Lepanto. Ci siamo messi un gruppo di marinai, un gruppo volontari, abbiamo messo un po' di soldi ciascuno e abbiamo portato le campane di là in bella vista e di notte, mediante fari a LED, abbiamo illuminato la cella campanaria che è stupenda, tutta in blocchi massicci di pietra d'Istria. È in questo punto che la laguna si sposa con il mare. Il rito viene celebrato alla festa della Sensa. Mi devi spiegare perché da stamattina mi hai fatto alzare all'alba, andiamo a provare a barca, andiamo a provare il mototopo, il motoscafo, adesso mi porti in aeroporto, cosa c'entra? C'entra, perché qua al Lido c'è il più antico aeroporto italiano e ti ha portato a vedere, anzi, vuoi andare in aereo? Sì. Bicicletta, nave, aereo. Ti sa che è l'unico aereo che ti puoi fare ti qua così, ti faccio vedere. No, ce l'ho. Ma questo? Ok, dai. Andiamo. 2 minuti. Se lo costruiamo l'aereo. Ecco qua. Pronto? Pronto al decollo? Pronto? 1, 2, 3. Dove? Lido, Isola d'Oro, perché agli inizi del Novecento qui trascorrevano le vacanze i grandi d'Europa. Atterravano a bordo dei primi aerei e dall'aeroporto Nicelli è decollato anche D'Annunzio per il volo su Fiume. Ferma qua! Cosa succede? Cosa succede? Non possiamo andare alla mostra del cinema con questa roba qua, capisci? Ci serve un mezzo più... Una limousine, per dire. Una limousine. Magari anche con l'autista. Con l'autista. Fatalità. Va bene? Sì. Allora, diamo questo qua il cambio. Questo ferro qua. Ferro, ne ha accompagnato per tante puntate. Prego. L'autista Vedrà che roba. Vabbè, benzina. Benzina, questo qua, come vedi, è ecologico. Quindi gambe. Assicurazione? Assicurazione, casco. Cioè copre tutto fuori da quello che succede. No, l'importante è che non ti caschi qui perché sennò... Andiamo. Prego. Non ti mega neanche aperto sporteo. Ecco, vabbè. Ok. Autista Ambrogio. Ambrogio. Partenza! Avanti alla mostra.